Un altro tuffo in laguna, un altro video che diventa virale. Protagonista la notte scorsa verso l'una un giovane di nazionalità polacca che si è buttato dal Ponte della Libertà a Venezia. Sul posto, poco dopo, sono giunti gli agenti di polizia, i vigili del fuoco, la polizia locale e i sanitari del 118 che l'hanno portato all'ospedale. Non si sarebbe trattato di un gesto estremo, almeno secondo la testimonianza della persona che era con lui, un suo connazionale. Quindi o una bravata, l'ennesima, o un incidente, dato forse un abuso di alcol. Tutto è stato comunque ripreso col cellulare e postato sui social. Comportamento ancora più scorretto secondo l'assessore al sociale, perché va a fomentare certi gesti e personaggi. Purtroppo in tutte le città e maggior parte nelle città turistiche ci sono dei cretini che transitano e i cretini si comportano evidentemente da cretini, quindi c'è chi si tuffa, c'è chi fa il writer sui muri, c'è chi si diverte a fare degli scherzi, le candid camera o semplicemente non rispetta la città buttando il cestino. Ecco, se noi veneziani, ma in generale gli italiani, imparassero a non dare troppa attenzione a questi, esaltandoli con i video sui social, che è quello che questi cercano, forse anche i cretini diminuirebbero. Ovviamente questo va affiancato a un lavoro delle forze dell'ordine di repressione, di sanzione e di multa, però questi qua cercano la notorietà, cercano di essere lo scandalo, cercano di finire sul giornale, di essere sulle pagine dei social. È evidente che se tutti quanti gli dessimo meno attenzione e lavorassimo più che altro per segnalare alle forze dell'ordine certi cretini, forse i cretini diminuirebbero.